La mia città, la mia squadra. Questo è il motto dell'FC Bassano 1903 che oggi chiede proprio alla città di schierarsi al suo fianco per la conquista del primo obiettivo dichiarato della neonata società, ottenere l'iscrizione al campionato di promozione Veneto per la stagione sportiva 2018-2019. È la città ora che deve abbracciare la sua squadra. È arrivato il momento di scendere tutti in campo. L'appello della società è quello di andare ad apporre la propria firma sulla petizione per far sentire alla FIGC la voglia della città di Bassano e dei suoi tifosi di tornare subito ad essere protagonisti del calcio che conta. Dopo il trasferimento del Bassano Calcio da Bassano a Vicenza, la città di Bassano si trova senza una squadra di calcio. Siamo ripartiti con un gruppo di soci, abbiamo iscritto la squadra in prima categoria, però penso che per storia, meriti calcistici e bacino di utenza la categoria che dovrebbe aspettarci di diritto sia la promozione. Per far questo è necessario che tutta la città faccia sentire la propria voce, sia firmando sabato mattina la petizione che troverete nei gazebo dei fedelissimi di Jacopo da Ponte o sabato pomeriggio in Piazza Libertà sempre nel gazebo dei fedelissimi, oppure andando su internet al sito change.org e seguendo il link FC Bassano 1903 in promozione. Condividete poi il vostro voto su Facebook, perché più siamo, più abbiamo potere e più riusciamo a far sentire la propria voce, la nostra voce. Quindi conto che tutti quanti, anche se non siete appassionati di calcio, date una mano a Bassano a tornare quello che era prima dal punto di vista calcistico. Grazie, la nostra città bellissima lo merita. Questo dunque è l'appello del presidente Campagnolo che si rivolge a tutti i bassanesi chiamati a sostenere la richiesta alla federazione. La petizione si può trovare anche in alcuni negozi del centro. Intanto sul fronte del calciomercato la società giallorossa ha raggiunto l'accordo con Alessandro Gaborin e Riccardo Comarin. Gaborin, classe 2000, è un difensore in arrivo dall'Eurocalcio. Arriva invece dalle giovanili del Bassano e dopo un'esperienza nel Cartigliano il centrocampista classe 98 Riccardo Comarin.